Sto crescendo un bello giardino, quanta cosa che l'ha già imparato, a da chi sta da chi, l'immasciata poma da portare, siente bello mio, non canante, c'è una casa, una nenna c'è sta, tu la vita che la neve da ira trovare. Si la trova che sta già dormendo, una fata vuoi nulla piglia, lo rumore non fa con il penna, vuoi cardi tu la vista asciugata, si è affacciato lo stato barcone, con la rosa la pista piglia, vuoi cardi callato da scuola, da battente si la trova che faccia l'amore, sto quartiere la nasciunata, ficancilla dritta al cuore, e lo sa non mai da portare, ma si pensa a te chiaro chiaro, zitto zitto non c'hai da azzeccare, si afferrava da poco la mano, forte pietta tu l'hai da zontare. Da ferra cianciosa, tanto tu l'hai da dire così, lo padrona batte non riposa, poveriella perché da soffrire, da carezza e te va saviata, chiude me tu sincera gardì, si continua a cagnare. Nata sul fronte di Califano Cagno, o Sudate innamorate, che molti conoscono con me, Marcetta, quindi c'è bisogno della vostra collaborazione, però penso che sia una delle canzoni più tristi mai scritte nella storia della canzone. Stai lontana da sto cuore, a te vola con pensiero, niente voglia, niente spera, a tenerti sempre a fianco a me. Sì, sicuro che sta amore, con mia so sicure te. Facciamo un coro tutti quanti dolcemente. Vita mia, oi cora e sto cuore, si sta o prima amore,
10 dicembre a Napoli, Teatro Cilea, Robin Hood il musical con Manuel Frattini e non solo, ma tutto il resto. Certo che ci siamo scervellati un po', abbiamo litigato pure, ci avete visti, perché Ignazio non era d'accordo su certe... Si vede degli occhi neri. No, sto scherzando. Era abbastanza unanime comunque il giudizio, la critica è stata unanime, quindi anche tra di noi. Noi chiamiamo un attimo il sindaco, Certo. se può salire, che premia Lello Abate. Io volevo spendere una parola sul sindaco. Allora, il sindaco so che si occupa di teatro amatoriale, ho saputo presidente regionale del teatro amatoriale. La prima impressione che ho avuto quando è salito sopra a parlare è che c'ha la faccia da brava persona. Da brava persona. Teniamoci cari queste persone perché ne abbiamo bisogno veramente. Io purtroppo per lavoro e per vicissitudini sono uno degli emigranti, ecco, sto a Roma perché purtroppo il lavoro si svolge più che altro lì, quindi dopo una carriera di attore cosa mi sono dedicato alla produzione, quindi produciamo musical, produciamo spettacoli, ultime collaborazioni con i Pooh, adesso stiamo allestendo questo Robin Hood che debutterà proprio domenica, c'è un'anteprima a Napoli purtroppo solo per gli addetti ai lavori, distributori, teatri che verranno a vedere lo spettacolo. Però Torre Annunziata mi manca, spesso vengo di notte, quando sto a Napoli che finisco tardi di lavorare perché abbiamo pure un'accademia a Napoli con l'Ello Arena, finisco tardi di notte con la macchina piglia e mi faccio un giro sulla litorania, no? Sul porto, che mi piace comunque vedere vecchi ricordi di bambini che avevamo. E sarebbe bello rivedere Torre Annunziata com'era qualche anno fa, perché possiamo farcela, l'intenzione c'è, la volontà c'è, sforziamoci, teniamoci buone queste persone perché ne abbiamo veramente bisogno. I salesiani sono un motore per tanti giovani, con la cultura ci si può salvare. Noi sicuramente avremmo fatto una brutta fine se non ci fossero stati i salesiani a tenerci frenati e ad insegnarci qualcosa. Sul palco quindi è diventato comunque anche chi ne ha fatto il lavoro e chi comunque ne ha fatto una ragione di vita. Quindi niente, complimenti signor Sindaco, veramente bello. Oggi abbiamo anche il gruppo, venite avanti, Uno dei figli per la foto e la consegna delle pergamene. Leggo anche le pergamene. Aspetta. Luigi Costabile. Il sindaco resta sul palco. Costabile Orazio. Costabile Raimondo. No, basta Costabile. Basta Costabile. Piedevalungo Salvatore. Lui è Iodice Salvatore, Piedevalungo Salvatore. Già l'ho visto, però. Vieni Salvatore. Iodice Salvatore. Sindaco al centro. Questo è su. Premi. Dovreste dare la pergamena a Salvatore. Te la dà Iodice Salvatore, c'è stato uno scambio di persone. Secondo posto per la sezione giovani, Valentina Ludigiano. Premia il maestro Raimondo Costabile.
Primo posto per i giovani premia il maestro Salvatore Pinino. Primo posto per i giovani Angela Capuano. il premio. Angela c'è? Ah, eccola. Il premio è un'incisione di un singolo presso la Zeus Record. Naturalmente il dischetto è simbolico. Passiamo alla categoria Big. Terzo posto Roberta Strino. premio Luciano Donatino. Vince una cena per 2 persone al ristorante La Porticella di Torre Annunziata. La busta, eccola qua la busta. Nella busta è compresa la cena, diciamo. Primo, secondo e controllo. Secondo posto della categoria senior, Teresa Garofalo. premia Don Antonio Carbone. Io lo posso dire? No, già ce ne sono fatta. Siamo in diretta sul palco e chiamata a Mogilello ha detto, ma che fini fatto? Siamo al secondo premio che vince un'incisione presso Officina delle Voci di Nello Abate a Roma. Vince va benissimo, vince la seconda edizione del Don Bosco Festival Canoro Francesco Savarese. premiano Lello Abate e il direttore artistico della serata Natalino Rocco. Vince 150 euro in denaro. Chiamiamo tutti coloro che hanno partecipato sopra per la foto di gruppo, tutti i cantanti. Nel fare l'ultima foto di gruppo noi vi ringraziamo ancora per la vostra presenza e la vostra pazienza. Ci rivediamo l'anno prossimo. Prendi noi e taglia loro.